Grazie, spero di non aver combinato disastri togliendo la mascherina. Vi ringrazio molto di questo invito, di questa occasione di presentare, diciamo, le mie riflessioni e le riflessioni di un mio percorso di studi in un pubblico così sensibile ed attento, perché come dire, chiamato a questo ascolto all'interno di una cornice come quella del Festival della Costituzione, promosso dall'Associazione per la promozione della Costituzione, insomma con tutto quello che ci sta intorno, che costruisce sicuramente già in partenza un ascolto attento ed impegnato. Vi ringrazio anche della coreografia che mi avete offerto su questo palco, che non è soltanto una coreografia, è anche una bella scena da vedere, ma è soprattutto una bella compagnia, una compagnia come dire, in cui sono circondata dal futuro e questo mi piace molto. Vi ringrazio, insomma, di chi ha avuto quest'idea e soprattutto di quello che quest'idea così rappresentata, così costruita, insomma messa in scena sul palco rappresenta alle spalle. Allora, io ho voluto dare, allora sono stata molto lieta di essere stata invitata a parlare dell'articolo 37 della Costituzione. Io sono di mestiere una costituzionalista, è un mestiere che faccio da tanti anni dentro l'università, insegno all'Università di Bergamo. Mi sono occupata di tanti temi del diritto costituzionale, ovviamente in questo lungo quarantennale percorso di studi. Potrei parlarvi con passione e spero anche con un briciolo di competenza di molte disposizioni della Costituzione, per la quale nutro un interesse che non è soltanto quello accademico e disciplinare, ma è anche quello profondamente di cittadinanza attiva. Sono anche impegnata in un'associazione analoga a livello bergamasco, sono nel direttivo del Comitato Nazionale Salviamo la Costituzione, ma al di là di questo, il tema invece dell'articolo 37 o di ciò che sta intorno all'articolo 37 è un tema che mi appassiona particolarmente e a cui da molti anni sto dedicando una particolare attenzione, cercando di smuovere un po' le acque anche all'interno degli studi costituzionalistici. Allora, io credo che l'articolo 37 della Costituzione, che abbiamo sentito leggere prima, che a prima lettura ci può suscitare giustissime perplessità e diffidenze, l'articolo 37 può insegnarci molto della Costituzione, dei rapporti di genere, di come si costruiscono e come il diritto contribuisce a creare dentro una società i rapporti di genere, cioè i rapporti di potere, di gerarchizzazione, di dominio, di inferiorizzazione e discriminazione tra gli uomini e le donne in particolare, ma ci può insegnare molto appunto della questione di genere e della Costituzione insieme. Però questo ci richiede un po' di attenzione e un po' di pazienza, ma quindi l'ambiente offerto dal Festival della Costituzione questa sera è l'ambiente ideale, perché chi viene qui viene per un ascolto certo esigente, rispetto al quale mi sento chiamata ad una responsabilità, ma certo con curiosità e con pazienza, con disponibilità all'ascolto e alla riflessione. Allora, io
rileggerei quella prima parte dell'articolo 37, ma lo rileggerei volutamente facendolo precedere dal 36. 36 dice: il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 37, l'abbiamo già sentito, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Non solo a prima lettura questo linguaggio ci appare oggi a 74 anni di distanza, ma forse già 20 anni fa, forse già 30 anni fa, ci appare a prima lettura datato, a prima lettura addirittura irrimediabilmente datato, bisognoso di un ripensamento e uno snellimento. E anche se andiamo a leggere gli atti dell'Assemblea Costituente, che ci appare datato, perché fu scritto indubbiamente portando con sé, se non l'intenzione di perpetuare un ordine di genere costruito, diciamo, sulla struttura tradizionalmente patriarcale, quindi di inferiorità del femminile rispetto al maschile, ma se non appunto con questa intenzione così marcata, fu senz'altro approvato nel segno di una diffidenza, resistenza, poca comprensione nei confronti del cambiamento che la società stava già costruendo e stava già pretendendo a tanti livelli in quegli anni, negli anni del dopoguerra, negli anni che si sono immediatamente successivi alla liberazione dal nazifascismo, negli anni della costruzione della Repubblica. Diciamo che nell'Assemblea Costituente si colgono gli echi di una battaglia che le madri costituenti per certi versi avevano cercato di indirizzare diversamente. Quel richiamo all'essenziale, alla sua essenziale funzione familiare riferito alla donna lavoratrice, temevano, e a ragione lo temevano visto il livello del dibattito e il livello della società di allora, che avrebbe potuto diventare nuovamente una gabbia che costringeva, limitava le aspirazioni delle donne alla conquista di una piena autonomia, di un posizionamento a pieno titolo dentro la società. Eppure, c'è un eppure. Io credo che possiamo andare oltre queste diffidenze e questa prima reazione e che per farlo sia utile che facciamo un piccolo passo indietro e ci fermiamo, ma nel percorso di questo festival ci sarà un incontro specificamente dedicato alle madri costituenti con Eliana De Caro, che ha recentemente pubblicato, diciamo, un libro dedicato proprio alle madri costituenti. Però facciamolo insieme anche stasera una riflessione su questa straordinaria e radicale novità rappresentata dalle madri costituenti. Quindi non semplici madri, che già, come dire, è una parola che già dischiude un mondo, ma madri costituenti. E anche qui rendendoci conto che sono pochi anni che usiamo l'espressione madri costituenti come un'espressione, come dire, che veicola un significato e che viene accettata. Abbiamo usato per moltissimi anni
come dire, le parole padri costituenti, un padre costituente, per significare tutto il nostro rispetto e la riconoscenza a quegli uomini politici che hanno scritto la Costituzione. E ci siamo fermati poco sulle donne costituenti. Ci siamo fermati meno e solo a un certo punto abbiamo pensato di riuscire a esprimere anche il loro ruolo di fondatrici politiche di un nuovo ordine, usando un'espressione come madri costituenti, che non le sminuiva, non spostava l'attenzione dalla funzione di costituente a una funzione di per sé diversa, altra, estravagante, che non avrebbe niente a che fare con la politica come quella di madri, ma che restituiva lo stesso valore, lo stesso rispetto che da più tempo eravamo abituati a attribuire all'espressione padri costituenti. Allora, le madri costituenti erano 21 su 556, il 3,7% dei componenti di quell'assemblea, pochissime. Oggi, come dire, noi parliamo di quote di visibilità, di rappresentanza, parliamo di democrazia paritaria, ci sembra che il 30% possa essere una quota minimale, puntiamo al 50%, il 3,7%, però quel 3,7% rappresentava un momento di rottura fondamentale. Era per la prima volta un'assemblea politica destinata e impegnata alla scrittura della Costituzione, non era composta solo di uomini. Era l'inaudito, il fatto nuovo. La scrittura di una Costituzione non è un fatto tecnico o un fatto marginale, non è come la scrittura di una legge, di un regolamento, di uno statuto magari importante. La scrittura di una Costituzione è la fondazione di un ordine nuovo di una comunità, segna un passaggio fondamentale, segna una vicenda rivoluzionaria, non necessariamente di sangue, ma la nostra Costituzione è nata da tanto sangue, il sangue della guerra, il sangue della lotta di liberazione, il sangue della resistenza, il sangue degli anni precedenti dell'instaurazione di una dittatura e del lungo ventennio della dittatura fascista. Le Costituzioni sono un momento di discontinuità e di novità, qualcosa del vecchio ordine di una comunità politica, di una nazione, si spegne, scompare e al suo posto c'è qualcosa di nuovo. Ecco, le 21 donne in Costituzione e tutte le donne italiane elettrici per la prima volta nelle elezioni dell'Assemblea Costituente, nel voto sul referendum istituzionale Repubblica-Monarchia del 2 giugno, ecco, rappresentano una novità fondamentale, una novità che nel tessuto, nella storia di quello che chiamiamo il costituzionalismo moderno, che è il costituzionalismo che nasce alla fine del Settecento, che ha la sua matrice nell'illuminismo e nel modo in cui l'illuminismo ricostruisce ancora prima le vicende del secolo precedente, la gloriosa rivoluzione parlamentare nel Regno Unito, in Gran Bretagna. Il costituzionalismo, la lotta per la Costituzione che ci consegna un pensiero, una filosofia e una pratica politica che ci consegnano ancora un contenuto essenziale della Costituzione, delle Costituzioni, di ciò che chiamiamo Costituzione, cioè riconoscimento e garanzia dei diritti e separazione dei poteri, organizzazione dei poteri in modo che la sovranità non sia un Moloch concentrato ma sia ripartita e perciò stesso limitata. Quel costituzionalismo
nasce escludendo le donne. Ha un vizio originario, ha tante virtù che ancora conserva, a cui dobbiamo guardare con rispetto e che dobbiamo alimentare, ma ha un vizio d'origine, che è quello dell'esclusione delle donne. Le donne fin dall'origine sono escluse dalla cittadinanza attiva. Alcuni studi hanno teorizzato questo con un'espressione ormai insomma nota. C'è un contratto sessuale alla base del contratto sociale. Il contratto sessuale divide gli spazi pubblico come spazio riservato agli uomini e privato come spazio in cui le donne restano confinate, non riservato alle donne, in cui le donne restano confinate sotto l'autorità di un pater familias, quindi sottoposte a un'autorità maschile. Quella è la struttura patriarcale della famiglia, una struttura che molti dei nostri autorevolissimi e importantissimi padri costituenti non si rassegnavano a veder tramontare. E per fortuna che c'erano 21 donne, c'era il segno di questa contraddizione. Allora c'è questa novità essenziale che sta dentro la materialità dell'origine della Costituzione, perché sta nel processo della sua elezione, sta nel processo che dà vita all'Assemblea Costituente, fa parte di quei contenuti che maturano il suffragio universale vero, quello attribuito non solo agli uomini, ai maschi senza più differenza di censo. I maschi l'avevano conquistato in Italia nell'età giolittiana tra il 1911 e il 1912, le donne italiane lo conquisteranno solo nel 45, le elezioni amministrative, 46 come pieno elettorato appunto per l'elezione dell'Assemblea Costituente, pieno elettorato, diritto di voto e elettorato attivo e passivo, votare ed essere elette. Le donne lo conquisteranno appunto soltanto nel 1946 e nel momento in cui le donne conquistano il diritto di voto, i rapporti di genere cambiano per effetto del patto costituzionale, cambiano radicalmente. Perché se prima poteva avere un senso il sopravvivere della struttura tradizionale, patriarcale della famiglia, l'autorità del padre non solo sui figli ma anche sulla moglie, la subordinazione della moglie al marito, poteva avere un senso perché solo l'uomo poteva essere, come dire, figura di collegamento tra la famiglia, il mondo della famiglia e il mondo esterno. Con la conquista del voto, con la conquista autonoma della cittadinanza, della presenza politica, dei diritti politici, della cittadinanza politica, questa struttura familiare patriarcale non ha più ragione di essere. No, è priva di un fondamento costituzionale. Lo dirà esplicitamente l'articolo 29 della Costituzione. Ci vorranno molti anni, più di un trentennio, perché questo sia un processo che si realizzi effettivamente anche dentro la legislazione, con la riforma del codice civile, con la riforma del diritto di famiglia. Ma non, oddio, in realtà è molto importante che come dire, l'inattuazione della Costituzione che c'è su molti terreni, anche su questo terreno si sia protratta così a lungo, testimonia di resistenza, testimonia di forze anche di reazionarie nei confronti delle novità democratiche in termini di uguaglianza della Costituzione, però per un certo aspetto è testimonianza anche di quanto la Costituzione fosse nuova e quanto avesse da promettere in termini di
di costruzione di novità. Questa origine illumina e inquadra tutte le altre disposizioni, tutte a partire dall'articolo 3 che scrive esplicitamente uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, che quindi menziona questa differenza come la prima delle differenze che possono diventare fattore di discriminazione e che come fattore di discriminazione non sono più ammesse dalla Costituzione. Ma l'articolo 3, noi lo sappiamo, e nel percorso dei festival della Costituzione c'è già stato un festival dedicato interamente al principio di uguaglianza. Il principio di uguaglianza nella nostra Costituzione è molto ricco, non è soltanto l'uguaglianza formale davanti alla legge, non è soltanto è la pari dignità sociale, è l'uguaglianza sostanziale, non è soltanto la parità di trattamento, è l'antisubordinazione, è l'uguaglianza antisubordinazione, non solo antidiscriminazione, cioè l'uguaglianza come costruzione delle condizioni di effettiva libertà e uguaglianza, effettivo accesso e godimento dei diritti, pratica dei diritti, effettiva, come dice il secondo comma dell'articolo 3. La Costituzione, scritta da frutto di questa origine così importante dal punto di vista dei rapporti di genere, è scritta con un contributo attivo, combattivo. Erano 21 ma si sono fatte sentire, hanno non alzato la voce, hanno saputo parlare dentro quell'assemblea, saputo costruire rapporti politici. I gruppi più numerosi erano 9 donne del Partito Comunista, 9 donne della Democrazia Cristiana, 2 del Partito Socialista e una del Partito dell'Uomo Qualunque. Hanno saputo costruire un'alleanza tra di loro, hanno saputo anche confrontarsi politicamente sui temi sui quali si trovavano in disaccordo, su posizioni diverse, hanno saputo far intendere anche conflittualmente agli uomini. Ci sono anche episodi, momenti, dialoghi, insomma discorsi anche significativi, talvolta anche curiosi, direi quasi divertenti, insomma, da ascoltare. C'è la celebrazione dell'8 marzo del 47 che è molto interessante, piena di espressioni che rivelano anche tutte le stereotipizzazioni della parte maschile, no? L'omaggio doveroso alle donne ma senza ben capire e anzi quasi un po' sconcertati, no? Da una presenza così importante per le donne. Allora, che cosa ottengono le donne costituenti, le madri costituenti dentro il testo della Costituzione? Ottengono una serie di norme che costituiscono, se vogliamo, una sorta di specificazione, di migliore articolazione del principio di uguaglianza, quindi si innestano sul principio di uguaglianza ma lo concretizzano meglio nei rapporti familiari, parità, uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, parità tra i genitori, di diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli, tutti i figli, anche nati al di fuori del matrimonio, parità nel lavoro, questo è l'articolo 37 sul quale ci soffermeremo in particolare, e ribadiscono la parità nella sfera politica, quindi l'articolo 48 e 51 della Costituzione. L'insieme di queste disposizioni, di queste norme, dà vita a quello che io chiamo, e una parte della dottrina costituzionalistica ormai riconosce, come principio antisubordinazione di genere. Un principio fondamentale che si pone in maniera insieme critica e
decostruttiva da un lato, ricostruttiva in altro modo dall'altro, nei confronti di un ordinamento giuridico fatto certamente fino al 1° gennaio del 48, quando entra in vigore la Costituzione, ma che continua ad essere costruito pensato e costruito ed espresso, ordinamento giuridico a misura degli uomini. Le donne rivendicano non solo di essere, non semplicemente e banalmente di essere ammesse in questo mondo costruito a misura degli uomini, chiedono qualcosa di più. Diciamo che questo è il minimo, è il passaggio minimo imprescindibile dal quale si può cominciare a costruire, no? La rimozione delle barriere, l'antidiscriminazione, la parità di trattamento con gli uomini. Ma poi si tratta di conquistare finalmente con la piena cittadinanza politica la possibilità di costruire la piena libertà. Piena libertà, piena autonomia vuol dire anche riempire di contenuti nuovi, di contenuti che gli uomini fino a quel momento nell'ordinamento giuridico non hanno travasato perché non facevano parte della loro esperienza di vita. E quando guardavano l'esperienza di vita delle donne, guardavano, diciamo, dall'alto verso il basso, usando ad esempio la maternità, il ruolo insostituibile della donna nella riproduzione, la gravidanza, il parto, l'allattamento, cioè quelle funzioni strettamente connesse alla fisiologia del corpo umano, sono state storicamente fattori di esclusione delle donne. Se pensiamo a tutto, diciamo, quei temi che sono enormemente cresciuti dopo l'approvazione della Convenzione di Istanbul sull'attenzione a tutte le forme di violenza maschile contro le donne. Pensiamo anche come sia stata costruita storicamente la dimensione giuridica dei reati sessuali, dei reati che non erano, fino al 1996 in Italia non erano reati che attentavano, insomma, comportamenti contro la libertà sessuale delle persone e delle donne in particolare, ma erano reati contro la morale e il buon costume, costruiti anche qui su un'idea molto maschile della sessualità, poco capace di intessere un dialogo, di vedere in un modo più complesso le relazioni tra gli esseri umani. Relazioni tra gli esseri umani che sono uomini e donne. Questo è un elemento fondamentale della costruzione della nostra identità personale, l'identità sessuale, l'identità di genere, che ha una dimensione irriducibile, ha una dimensione in cui storicamente, dal punto di vista del diritto, di questo bisogna essere molto consapevoli, anche del diritto costituzionale, storicamente è stata costruita su una voce sola. Prima di poter dire che siamo persone senza doverci nominare in maniera distinta come uomini e donne, io credo dobbiamo lasciare ancora spazio, abbiamo ancora bisogno di costruire spazio perché le donne possano agire praticamente e riempire di contenuti nuovi che, diciamo così, veicolati dalla loro esperienza di vita, questo mondo costruito in precedenza tutto dagli uomini attraverso categorie maschili. E allora, su queste premesse, che cosa ci dicono gli articoli 36 e 37 della Costituzione? Perché io vi propongo di rileggerli
cogliendo una straordinaria modernità e non superare, diciamo così, quel primo approccio che invece ce li fa apparire invecchiati, sorpassati e obsoleti. Allora, innanzitutto collochiamoli, 36 e 37 stanno dentro il titolo quarto della parte prima scusate, il titolo terzo della parte prima della Costituzione, i rapporti economici. Stanno lì dove vengono affermati principi costituzionali rilevanti in materia, 36 e 37, di rapporti di lavoro, di condizioni del lavoro, di quel lavoro che è così fondamentale da essere in apertura della Costituzione dell'articolo 1 il fondamento della Repubblica democratica, no? Fondata sul lavoro, quel lavoro che è principio fondamentale dell'articolo 4. Ecco, gli articoli da 35 grosso modo a 38, gli articoli di quella prima parte del titolo terzo, sono tutti articoli che configurano garanzie specifiche per promuovere quel lavoro all'altezza di essere una qualità del lavoro all'altezza di essere fondamento della Repubblica democratica. Quindi reagire al sfruttamento del lavoro, reagire alla subordinazione del lavoro. E allora l'articolo 36 e 37 innanzitutto non sono dal punto di vista costituzionale delle regole che prescrivono, diciamo così, i ruoli di genere all'interno della famiglia. Semmai sono regole che fotografano una condizione materiale e su quella condizione materiale innestano delle garanzie. Perché nell'articolo 36 il lavoratore ha diritto a quella che poi abbiamo chiamato la giusta retribuzione, e la giusta retribuzione non è soltanto parametrata alla quantità e qualità del lavoro, cioè non ha soltanto un parametro interno alla prestazione lavorativa, ma è parametrata anche sulla dignità, diciamo, sul consentire condizioni dignitose al lavoratore e alla sua famiglia. Certo, fotografa ha in mente una condizione in cui il pater familias, il maschio lavoratore, è tradizionalmente colui che guadagna il pane per l'intera famiglia, e ci immaginiamo un'immagine stereotipata della donna diciamo casalinga e della famiglia costruita famiglia monoreddito, costruita intorno a un unico reddito. Ma come tutti gli articoli della Costituzione, tutti tranne il 37 espressi al maschile, noi non abbiamo nessun dubbio sul fatto che la garanzia della giusta retribuzione riguardi anche le donne. Come applichiamo tutti gli altri articoli scritti al maschile, senza chiederci se valgono solo per gli uomini o anche per le donne, anche l'articolo 36 vale automaticamente anche per le donne, garantisce, diciamo così, la giusta retribuzione. Ma alla donna lavoratrice bisogna garantire qualcosa di più, cioè bisogna garantire anche delle condizioni di lavoro, quindi non soltanto la retribuzione, ma condizioni di lavoro, diciamo, che consentano quella che oggi chiamiamo la conciliazione, che consentano questo poter essere protagonista su tanti piani, avendo conquistato la possibilità di fuoriuscire, no, dall'ingabbiamento nella sfera del privato, e quindi di poter essere presenti. Certo che le donne lavoravano anche prima, ma con limitazioni nell'accesso a certe professioni e con condizioni normativamente subordinate, cioè le condizioni contrattuali di retribuzione eccetera erano
stabilite proprio come su due categorie di lavoratori e lavoratrici completamente differenti, subordinate per le donne. Questo l'articolo 37 della Costituzione non lo consente più. Afferma chiaramente il diritto alla parità retributiva. Poi per costruire la parità di reddito, per costruirla effettivamente, certamente, ma come in tutti gli ambiti, questo articolo della Costituzione ha bisogno di un'attuazione coerente e i differenziali di retribuzione che ancora noi vediamo in maniera molto significativa nella disparità di reddito di donne e uomini dipendono dalla segregazione orizzontale e verticale, nelle carriere meno redditizie, nelle posizioni meno redditizie, nelle forme di lavoro, i part-time, che sono più svantaggiose dal punto di vista anche della produzione del reddito. Però se noi riflettiamo e leggiamo in questo modo gli articoli 36 e 37, e mi avvio pian piano verso una conclusione, se noi li guardiamo in questo modo, questo attributo essenziale non è qualcosa che inchioda la donna e la sola donna alla cura, a tutto quello che è il lavoro di cura, l'accudimento, i carichi familiari, gli oneri e anche, permettetemi, non sono solo oneri quelli delle relazioni familiari, sono anche un mondo di affetto, di gratuità e di spontaneità a cui andrebbe lasciato spazio, diciamo uno spazio reale di vita a tutti e a tutte, quindi non solo alle donne, anche agli uomini, per poterlo coltivare. Ma è come se la storia dell'articolo 37 ci dicesse, per come è stato scritto, per quanto è stato scritto, per come è stato applicato in questi 74 anni, ci dicesse: la possibilità della nostra società, della nostra comunità politica, di qualificare le funzioni familiari, le funzioni della cura, dell'accudimento, della relazione interpersonale, come funzioni essenziali per la società, prima ancora che per ciascuna persona, che sia donna o uomo, che sia la persona che si prende cura, il o la caregiver, o che sia il destinatario o la destinataria delle cure, bambini, anziani, persone malate, persone con disabilità. Ecco, per far entrare il valore della cura, a cui pensate a quanta retorica è stata spesa nei lunghi mesi, insomma in questi 2 anni dell'emergenza sanitaria, sul valore della cura e della relazione. Ecco, nella nostra Costituzione questo valore c'è entrato attraverso come valore femminile, attraverso il riconoscimento del femminile non come subordinato, non come ingabbiamento, non come condizione di inferiorità, ma come condizione di ricchezza e di valore, perché alimenta il futuro attraverso la generazione, la riproduzione e così via. E allora leggiamole come regole sulle condizioni e la qualità del lavoro, sui diritti di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici, che impongono nei rapporti di lavoro, nel mercato del lavoro, nell'organizzazione sociale, il riconoscimento del valore sociale della funzione familiare. Dimentichiamoci, non è così che li dobbiamo leggere, non sono prescrizioni normative di genere su come vada ripartito il carico di tale lavoro. Non sono gli articoli 36 a 37 a dirci che gli uomini devono lavorare più delle donne e devono essere collocati nelle carriere più redditizie e devono potersi
devono poter esprimere la loro autonomia come un'autonomia irrelata, come soggetti che non hanno bisogno di dipendere da nessuno. Ma questa è una finzione, è un'astrazione. Ciascun uomo lavoratore, uomo politico, ciascuna persona, ciascun essere umano che agisce sulla scena del mondo ha bisogno alle sue spalle di un contesto di accudimento. Per produrre abbiamo bisogno che qualcuno svolga le funzioni della riproduzione sociale, e queste funzioni possono essere in parte, come dire, ripartite e organizzate diversamente attraverso i servizi, in forme collettive e condivise, possono essere diciamo nelle società diciamo marcatamente più neoliberiste monetizzate, mercatizzate, fatte diventare delle prestazioni, ma c'è qualcosa di irriducibile nel valore della cura delle relazioni sociali che deve invece trovare uno spazio autonomo di espressione, di riconoscimento, di valorizzazione. Ed è per questo che io dico grazie all'articolo 37 che mi fa riflettere, mi pone di fronte alla contraddizione di avere un articolo scritto al femminile. Perché tutti gli altri al maschile? E questo maschile che ci dicono essere universale o neutro, cioè questo maschile che ci riassume, questo maschile che ci obbliga però nello stesso tempo a fare un esercizio implicito che ciascuna donna, ciascun essere umano di sesso femminile è chiamato a fare tante di quelle volte nella propria vita, che cresce assimilandolo come un proprio bagaglio culturale, per pensarsi soggetti di diritto ci leggiamo al maschile e dentro di noi facciamo sempre l'esercizio di dire sì, ma vale anche per le donne. Apriamo la nostra mente, cominciamo a fare spazio anche nelle parole, nominare donne e uomini. Nei saluti introduttivi qualcuno ha nominato buongiorno, buonasera a tutte e a tutti, è uno sforzo che ormai si fa, è diventato comune, no? Quello di nominare, che non è retorica, non è banalmente il politicamente corretto o la moda del momento, è un modo per fare spazio e per riconoscere spazio a dei valori. Nello stesso tempo, e con questo davvero concludo, io penso che dobbiamo essere grati all'articolo 37, a questa sua straordinaria modernità un po' nascosta, che dobbiamo cercare faticando un po', perché ci propone un metodo per guardare, alla Costituzione, cioè ci chiede di fare fatica, di non fermarci alla prima lettura, di fare fatica per leggere le norme costituzionali come valore, ma diventare cittadine e cittadini esigenti, quei cittadini e quelle cittadine diciamo a cui faceva appello Calamandrei con la celebre frase: la Costituzione è un pezzo di carta, se la lascio cadere non si muove, spetta a ciascuno di noi raccoglierla, tenerla in mano, farla vivere in ogni momento, quotidianamente. Ecco, diventare cittadine e cittadini esigenti richiede partecipazione e coinvolgimento, richiede quell'impegno di approfondimento indispensabili per poi essere capaci di agire in tutti i contesti. Ce lo insegna, spero di esservelo riuscita a trasmettere, perché questa è certamente una mia convinzione, ce lo insegna anche l'articolo 37 e il modo in cui possiamo guardarlo, ma credo che se ci poteva essere un uditorio ricettivo e attento, non poteva essere che quello di questo Festival della Costituzione, che l'impegno, la fatica, il percorso di approfondimento e coinvolgimento costante e quotidiano lo alimenta da molti anni. Grazie.